Domani 2 luglio 2019 ci sarà un'eclissi solare totale, visibile però purtroppo solo dall'Oceano Pacifico e parte del Sud America. Diciamo che i più privilegiati saranno gli osservatori del Cile e dell'Argentina, in effetti. L'eclissi sarà vista in Bolivia, Ecuador, Perù, Colombia e Uruguay, Brasile e Paraguay. Quindi in effetti l'Italia purtroppo ragazzi non si vedrà nulla, quindi vedremo il sole come è sempre. Solo in questi luoghi particolari si avrà la fortuna di assistere a questo fenomeno che già in passato abbiamo visto anche noi, quindi diciamo che saranno privilegiati quelli del Cile e quelli dell'Argentina, poi il Sud America in effetti. Come sempre ci raccomandiamo di utilizzare filtri speciali per evitare danni alla vista, quindi comprate diciamo occhiali appositi per guardare il sole, non mettete gli occhiali oppure mettete tipo i raggi per... Ciao Michele, bravo, il primo luglio, ciao Filippo, ciao Black. Quindi non usate i raggi X, vedete le famose radiografie per guardarlo, chiunque di voi sta da quelle parti. Quindi comprate filtri solari appositamente per guardare il sole perché può danneggiare la vista, quindi non scherzate mettendo che ne so il cellulare oppure gli occhiali neri, non va bene ragazzi. Potreste, a volte va bene che dice vabbè ma io l'ho provato a mettere i raggi si vede bene, sì, però a volte può capitare che se il sole ti fa gli occhi arrivederci e grazie, poi non ci sta niente da fare più, quindi non vi costa nulla, costano 4 soldi, comprate un fritto speciale per osservare il sole e buonanotte. Quindi ripeto ragazzi, l'eclissi sarà vista dalla Bolivia, Ecuador, Perù, Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay. In effetti tutti gli osservatori del Cile, ciao legend, e dell'Argentina. In queste località si potrà assistere a questa eclissi solare totale, cioè l'intera copertura della superficie del Sole. Quindi in effetti sarà un bello spettacolo, sicuramente già tante persone amatoriali già saranno sul posto in questo momento che stiamo registrando questo video, perché ci sono appassionati che vanno in capo al mondo pur di vedere questo fenomeno, diciamolo così. Anche a me piacerebbe giustamente guardarlo, però andare un attimo in Ecuador, Perù, sicuramente ci andranno i fotografi, i dilettanti astronomi, queste persone qua, poi sicuramente metteranno le foto, qualche diretta sicuramente si farà domani. Provate su Google a digitare diretta eclissi solare diciamo dall'America, sicuramente ci sarà qualche sito che la farà vedere, oppure potete andare anche sul sito della NASA e vedere se faranno la diretta dell'eclissi solare in effetti. Ragazzi, sì sì, tutto bene dai gente, sì sì, ancora fa caldo da pazzesco qua. Prima mattina già stiamo a 30 gradi, quindi a mezzogiorno faremo le caldarroste fuori al balcone. Quindi credo che in tutta Italia sia così, non solo qua. Ieri c'era un po' di vento, oggi nemmeno quello, quindi un casino proprio, già si suda più a mattina. Quindi ragazzi, se volete vedere queste eclissi solari, questi sono i posti che dovete andare. Quindi partite il primo volo per il Paraguay, Cile, Argentina e godetevi lo spettacolo. Ciao Candy. Quindi ripeto ragazzi, l'eclissi sarà vista totalmente dalla Bolivia, Ecuador, Perù, Colombia, Uruguay, Brasile e Paraguay. Questi sono gli unici, diciamo, le uniche nazioni dove sarà visibile al 100%. Quindi se volete togliervi questo sfizio dovete andare qui. Ragazzi vi auguro una buona giornata, un buon inizio
e speriamo che questo calore, ragazzi, incominci un po' ad abbassarsi, perché davvero non se ne può più. Anche se ho controllato il meteo, almeno fino al 15, ragazzi, non piove, quindi altri meno 14 incominciando da oggi. Quindi ragazzi, buona giornata e ci sentiamo al prossimo video, e se volete partite per queste nazioni, anzi, perché non sono regioni, e vi togliete lo sfizio. Ciao a tutti e ci sentiamo presto, ciao.